Estetica Orizzonti di Senso, questo è il nuovo appuntamento della Fondazione Empedo, che ormai è una tradizione nella cultura del liceo, diverse location per parlare e approfondire, diciamo, quest'anno appunto l'argomento. Ecco, è un appuntamento che lei, Preside, non ha voluto mai rinunciare, anzi che ogni anno cerca sempre di alimentarlo con inviti, personaggi, iniziative sempre nuove. Sì, le giornate della Fondazione sono una tradizione alla quale siamo particolarmente legati come liceo e come Fondazione Empedocle per la promozione della cultura classica, perché consentono per un verso ai ragazzi di fare un'esperienza formativa che, partendo dai classici, può dare loro la possibilità di approfondire, studiare e conoscere argomenti, tematiche, tra l'altro dalla viva voce di relatori prestigiosi che arricchiscono le giornate con preziosi contributi, e per altro verso dà anche alla città questo segno, questa presenza della Fondazione e del liceo come istituzioni che intendono promuovere cultura e soprattutto promuovere i valori della cultura classica, che riteniamo siano fondamentali e fondanti in questa città, che deve le sue radici storico-culturali proprio al mondo classico. Il tema di quest'anno è bello, particolarmente impegnativo, complesso per la sua vastità, per la molteplicità delle accezioni che si ricollegano appunto all'estetica. Noi abbiamo voluto dare un titolo che, riprendendo una frase di un grande professore di estetica, Emilio Garroni, che parla di un orizzonte di senso, consegnasse l'idea di come estetica in fondo sia un'esperienza complessiva che non è soltanto di osservazione e percezione del bello, ma che è anche quello della costruzione di senso nella realtà, proprio a partire da una dimensione sensoriale del soggetto che, attraverso il suo sentimento, attraverso la sua maniera immediata di cogliere i segni della realtà, riesce ad essere costruttore di senso e di significati. E dunque l'estetica consegna anche una visione del mondo, una costruzione di valori che noi riteniamo di dover dare ai nostri ragazzi perché possano guardare al futuro, tenendo conto che anche attraverso questo recupero della bellezza e questo recupero di una dimensione che è quella della conoscenza sensibile e soggettiva, ci può essere un futuro che sia quello appunto più positivo per salvaguardare l'identità culturale alla quale apparteniamo. Un'iniziativa di particolare valore soprattutto in considerazione del fatto che, così come in molti altri centri siciliani, ma non solo siciliani, i licei continuano a essere un vero centro di promozione della cultura, e la manifestazione di questi giorni ne è la dimostrazione, tenuto conto del fatto che le condizioni del liceo sono sempre più prese da mille impegni di varia natura, ma l'aspetto della didattica si coniuga benissimo proprio accanto a quello della tradizione dell'impegno sul piano della ricerca, quindi un'iniziativa davvero lodevole. Per i ragazzi certamente è un momento molto importante, perché soprattutto a quest'età non si deve perdere il fascino delle grandi domande, ed in effetti è stata una porzione di incontro, quello sinora svolto, che ha catturato molto l'attenzione della platea, e questo è bello, in un momento in cui i ragazzi sono sempre più, come dire, rapiti dai social network, dall'intelligenza artificiale, la tentazione di trovare sempre delle domande rapidi e veloci attraverso degli strumenti, momento in cui si pone l'accento sulle riflessioni e sui perché e sulle riflessioni. Credo che sia un contributo importante non soltanto per la propria persona, ma anche per un'idea di società giusta che vogliamo porre in essere, e quindi anche con queste motivazioni l'amministrazione è convintamente presente.